Un ben ritrovati cari telespettatori e telespettatrici, eccoci con l'edizione delle 12:30 del nostro telegiornale regionale. Sono 936.273 gli aventi diritto al voto che si recheranno alle urne domenica per le elezioni politiche. A sfidarsi in Friuli Venezia Giulia saranno 133 candidati in rappresentanza di 16 partiti e movimenti, ma ne verranno eletti solamente in 12 in virtù della nuova riforma parlamentare. 936.273 votanti in Friuli Venezia Giulia chiamati a segnare la loro preferenza sulla propria scheda elettorale nelle 1364 sezioni. Saranno loro a decretare vinti e vincitori della nuova formazione parlamentare, che non sarà più composta da 630 deputati e 315 senatori. Infatti, per la prima volta dalla riforma del 2020, il plotone dei parlamentari sarà ridotto a 600 unità, 400 Montecitorio e 200 a Palazzo Madama. Così ridotta sarà anche la formazione del Friuli Venezia Giulia. Dai 13 nel 2018 si passerà agli 8 eletti alla Camera, dai 7 senatori si passerà a 4, una rappresentanza quasi ridotta della metà, da 20 parlamentari a 12. Per garantire il funzionamento della legge elettorale in vigore, alla luce proprio della riduzione dei parlamentari, l'assetto elettorale del Friuli Venezia Giulia prevede 3 collegi per la Camera e 1 per il Senato. A sperare in un posto al sole saranno 133 candidati in Friuli Venezia Giulia, rappresentanti di 16 partiti in lizza. Si voterà dalle 7 alle 23. Partirà domenica mattina la colonna della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, diretta nell'area di Senigallia, nelle Marche, per portare aiuto alle popolazioni colpite dall'alluvione. La colonna sarà composta da una trentina di mezzi da 80 volontari pronti a supportare le squadre di protezione civile già sul campo per mettere in sicurezza il territorio. Questo pomeriggio, briefing a Palmanova, sentiamo il vicepresidente della regione con delega alla protezione civile, Riccardo Riccardi. Noi andremo, nell'ultima parte della gestione dell'emergenza, a supporto e su richiesta della Protezione Civile Nazionale, e quindi andremo a terminare quella che è l'opera che i colleghi delle altre regioni che sono intervenute hanno nella prima fase operato. Chiaramente ci concentreremo nell'attività di pulizia finale, quindi la rimozione del fango, dell'acqua nelle cantine e soprattutto dei detriti e delle ramaglie che si sono accumulate durante l'evento. Ancora una volta i nostri volontari sicuramente dimostreranno di essere all'altezza e di mettere in campo tutta la competenza, la specialità e il cuore che hanno testimoniato in questi anni di interventi e di attività. L'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri del Friuli Occidentale ha una nuova sede. Una stanza è stata dedicata ad un dottore che ha perso la battaglia con il Covid-19, Antonino Cataldo. Questa mattina l'inaugurazione alla presenza dei 2 presidenti Lucchini e Serena e di numerose autorità. L'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri del Friuli Occidentale ha una nuova sede, un trasferimento, quello da Via Allegri Coletti a Largo San Giovanni, che permette ai dottori di avere spazi molto più grandi rispetto a prima e uno stabile maggiormente in vista. Questa mattina l'inaugurazione a Pordenone. La nuova sede dell'Ordine è importante nel senso che ha quella funzionalità necessaria perché l'Ordine, con le missioni che ha della formazione soprattutto, è una sede che si presta quindi alla divulgazione scientifica e quando mai c'è lo spazio necessario perché questo possa avvenire nel migliore dei modi. Ma un ordine ha anche una certa funzionalità, cioè oltre alla formazione abbiamo la mission della vigilanza e anche della previdenza. Questa è la casa comune dei medici e degli odontoiatri, c'è l'albo dei medici chirurghi e l'albo dei medici odontoiatri e devo dire che qui a Pordenone la casa comune funziona molto bene. Purtroppo in qualche altra sede in Italia non abbiamo questa fortuna, ma con il Presidente, con l'amico Guido Lucchini, abbiamo sempre avuto un'attiva e fattiva collaborazione. Questa bellissima sede è il frutto anche di questa importante collaborazione dei 2 presidenti, ma anche di tutto il Consiglio. Prima della fine della cerimonia, una stanza è stata intitolata ad Antonino Cataldo, medico di base da Aviano da più di 30 anni, sconfitto a fine del 2020 dal Covid-19. Il coraggio di reagire, la forza di rinascere dopo una grave malattia, inaugurata nella Galleria Tina Modotti a Udine, la mostra dell'Andos, l'angoscia,
La forza e la rinascita, dedicata alle donne che hanno il tumore al seno. Sentiamo l'intervista alla Presidente Mariangela Fantin. È una mostra che veramente va vista con tranquillità, leggendo anche le piccole frasi, i pensieri che ogni artista ha messo all'interno vicino al quadro. 3 artisti hanno voluto fare questi quadri splendidi per sottolineare quanto una donna, anche un'operata al seno, ha la sua bellezza e la sua forza ad affrontare un percorso così difficile come l'asportazione di un seno. Sono dei quadri splendidi. Ognuno di loro rappresenta una donna con delle caratteristiche particolari, con la forza dei colori e la forza dello scuro, del chiaro, del blu, del viola, perciò venite a vederla, è splendida veramente. Parlare di prevenzione non è mai sufficiente. Oggi per noi apriamo quello che è il mese Ottobre Rosa, il mese della prevenzione, e non mi stancherò mai di dire quanto è importante parlare di prevenzione e sottolineare sempre è meglio fare una visita in più che una visita in meno. Noi abbiamo una struttura sanitaria di eccellenza, di che se ne dica. Abbiamo dei medici meravigliosi con cui si può dialogare e parlare, e il tumore al seno per fortuna non fa più paura come faceva tanti anni fa. È ancora visitabile l'esclusiva mostra di Santa Madre Teresa di Calcutta, ospitata nel Duomo di Rivignano assieme alle reliquie affiancate a quelle di San Giovanni Paolo II. In seguito l'esposizione sarà allestita a Fagagna. Il Duomo di Rivignano diventa ancora una volta la Galleria della Bontà, perché la protagonista è Santa Madre Teresa di Calcutta, una chiesa che è intitolata ad un altro grande, San Giovanni Paolo II, la cui ultima veste indossata è esposta proprio a fianco di una reliquia della religiosa nativa della Macedonia. Quella reliquia donata assieme ad una speciale benedizione dal Cardinal Comastri a Monsignor Paolo Brida, guida preziosa della parrocchia rivignanese non solo. Quest'anno è il 25° anniversario della sua morte, il 5 settembre del 1997. Ci sarà anche un seguito, vi dico subito, il mese di ottobre sarà nella chiesa di Fagagna. Certamente questa santa era non politicamente corretta, ecco, questo dobbiamo dirlo. Ecco, per dire, quando ha preso il Nobel per la pace, le avevano consigliato: guardi, è un ambiente un po' protestante, quindi la corona del rosario potrebbe essere un po' inopportuna in quella circostanza, no? Lei non dice niente, si presenta il giorno dopo a ricevere il Nobel con il rosario più grosso che aveva. Tante immagini, tante frasi che sono vere e proprie preghiere, semplici ma alti concetti della dottrina cristiana, di quella donna piccina nativa della Macedonia, rimasta orfana dal padre a 8 anni, avvelenato probabilmente da agenti serbi e con una famiglia in ginocchio economicamente. A 10 anni Madre Teresa comincia a frequentare gli ambienti parrocchiali, a 18 anni prende i voti ed entra nella famiglia delle suore di Loreto e poi, dopo vari passaggi, arriva a Calcutta per poi approdare alle pendici dell'Himalaya. Questa sera alle 21 nella chiesa della Santissima Trinità di Mortegliano ci sarà un concerto nell'ambito delle manifestazioni per ricordare il 25° dalla morte del sacerdote e musicista friulano Monsignor Albino Perosa. Si tratta del primo di una serie di 3 concerti in suo onore. Don Perosa, nativo di Rivignano, fu ordinato sacerdote nel 1939, si diplomò in conservatorio con Monsignor Giovanni Pigani in organo e composizione organistica. Nel 1955 ottenne il diploma di composizione al Conservatorio di Trieste. Insegnante al seminario, passò poi al liceo musicale Tomadini. A lui si deve la generazione di organisti e la passione diffusa per l'organo. A Cividale un progetto per musei accessibili a ciechi e ipovedenti. Sabato, quindi oggi alle 20:30 in Piazza Duomo, nella sala conferenze del Museo Archeologico Nazionale, si terrà l'illustrazione del progetto Amate, che permetterà a ciechi e ipovedenti di fruire delle opere museali e a tutto il pubblico di apprezzare reperti storici di pregio che normalmente non possono essere conosciuti attraverso il tatto. L'incontro si inserisce nell'ambito delle iniziative organizzate dal Museo per le Giornate Europee del Patrimonio 2022 e sarà l'occasione per presentare al pubblico le riproduzioni in 3D di alcuni reperti museali longobardi conservati nel Man di Cividale, realizzate dall'azienda Tesolin con il contributo della Regione e l'impresa culturale e creativa di Luca Braidotti. In particolare saranno presentati una copia di fibule a forma di S in argento dorato e l'anello sigillare con incastonata una moneta in oro.
È una web gesteco cividale da stropicciarsi gli occhi, quella che ha superato per 74-87 lo Spalato nella seconda semifinale della Liburnia Cup ad Abbazzia in Croazia e si fionda nella finalissima che si disputerà domenica alle 14:30 contro i bosniaci dell'Igokea. In evidenza l'americano Dalton Pepper, giudicato miglior giocatore. Grazie alla sua prova i ducali hanno prodotto lo strappo decisivo nella ripresa e dopodomani potranno giocarsi la conquista del trofeo al cospetto di una squadra da Champions League. Molto bene, era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Io ringrazio i tecnici Caramaschi e Di Bernardo che si trovano in regia. Arrivederci, se dovete pranzare, buon appetito.